quarta parte e terzo portale dello straordinario battistero di Parma dovuto al genio di Antelami. Questo è il più piccolo, non certo il meno bello di questi portali. E con questa quarta parte terminiamo la presentazione del Duomo e quindi del lavoro di Antelami con un ringraziamento. Grazie Antelami, spero che tu mi senta da dovunque tu sia ora. Veramente grazie per questi straordinari capolavori che commuovono il cuore e gli occhi. Buona visione. Il portale meridionale, denominato Portale della Vita, è quello con la decorazione meno ricercata, probabilmente per il fatto che si apre su una piccola piazza rispetto a quella principale. Lo strombo è meno profondo e la decorazione si concentra sostanzialmente nella lunetta, che comunque è la più interessante delle tre. È circondata da una ghiera a decorazione vegetale ed è dedicata al tema del tempo, risolta brillantemente. Al centro un ragazzino si arrampica sull'albero, che è il simbolo della vita, per raggiungere un favo di miele, che è il simbolo del godimento delle dolcezze terrene. Ma nel frattempo un dragone, che rappresenta il male, lo minaccia con le sue fiamme e due roditori, il giorno e la notte, rosicchiano le radici dell'albero. Ai lati due belle raffigurazioni del sole e della luna, immaginati alla guida di due carri tirati rispettivamente da cavalli e da buoi. L'architrave presenta tre clipei raffiguranti l'Agnus Dei, Cristo e il Battista. Uno splendore. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there.